Dove vai Fabio? No, mi metto Oh, qua, avanti e indietro, ecco Fabio. Buongiorno a tutti. Eccolo qua, allora. Buongiorno a tutti, Fabio, Buondì. che siamo qua a giocare con Aurora Boreale e abbiamo detto, ma perché non facciamo una diretta così, eh? Vediamo un pochettino cosa dicono. E poi soprattutto facciamo vedere questo prodotto che non ne sa niente nessuno, perché lo abbiamo News. fatto vedere a Paint Revolution, ma non abbiamo ancora messo fuori niente. Questi pannelli sono veramente quelli che servono per fare le foto del campionario, quindi siamo veramente all'anteprima dell'anteprima. Quindi cosa facciamo qua Fabio? Praticamente stai riempiendo i buchi, giusto? Stiamo riempiendo i buchi con questo gel, questo Aurora Boreale. Dopodiché cosa faremo? Prenderemo una spugna bagnata e andremo a togliere soltanto il superfluo, Esatto. quindi la parte che rimane fuori dalle vene. Passaggi leggeri, molto leggeri, perché comunque andiamo su prodotto fresco e rischiamo, se facciamo troppa pressione, di togliere totalmente il prodotto. Ecco, qui invece noi quello che vogliamo è far andare il prodotto dentro nel buco. Assolutamente. Perché? Perché quando noi andiamo a spegnere la luce, quello che succede è che noi vedremo esattamente solo le venature. Quindi a luce accesa Non vediamo. abbiamo la pietra spaccata. Poi quando si spegne la luce, tac, si vedono solo le venature. Naturalmente facendo quell'effetto straordinario, un po' surreale, che è tipico di questo prodotto. Abbiamo visto a Paint Revolution, la gente stramazzava per terra dallo stupore quando spegnevo la luce, è una cosa spettacolare. Non possiamo fare vedere niente naturalmente dell'effetto finale, perché bisogna che venga il buio, poi come per Creato Universo questo prodotto naturalmente si carica quando riceve una luce diretta oppure quando riceve una luce ultravioletta, quelle famose lampade che anche noi vendiamo, no? Esatto, Quindi assolutamente sì. l'ideale è mettere davanti a una di queste pareti o un faretto che gli punta contro oppure non vista una lampada UV, così quando si spegne la luce pam, viene questo effetto Esatto. pazzesco. Quindi lui usa il pennellino, quello nostro per Il vetro vetro. specifico, andiamo proprio a posare Molto comodo. questo gel. Esatto. E poi dopo andiamo a togliere via tutta